Centro anch'io, centro anch'io. Bentrovati amici, oggi ci troviamo nella suggestiva cornice di Piazza Mercato. Questa piazza venne creata durante il 400, quando l'amministrazione locale decise di spianare le mura medievali del 1187 ed ha cambiato nome parecchie volte durante i secoli. L'attuale nome, Piazza del Mercato, è del 1909. La piazza risulta rialzata rispetto a Corso Palestro perché i livelli interni ed esterni alle mura erano diversi. Sulle rovine delle mura a sud della piazza iniziarono a stabilirsi dal 1435 i venditori di lino e di panni che costruirono banchetti e baracche di legno. La situazione rimase tale fino al 1485, quando vennero costruiti i porticati che ci sono ancora oggi, con le botteghe al pian terreno e le case dei mercanti al primo piano, in modo simile alle case del gambero di Corso Palestro. Vedete, anche in Piazza Mercato ci sono alcuni locali in cui è possibile ristorarsi. Potremmo sederci e ordinare fic e pa e poi dire che bel mangià, lo chiediamo oggi. Una gentile e bella signora, fic e pa, che bel mangià, cioè? Fichi e pane è un bel mangiare. A lei piacciono i fichi? Molto, e anche il pane. Quindi è vero che fic e pa è un bel mangià? Sì, molto bene. Fic e pa, che bel mangià, che vuol dire? Fichi e pane, che bel mangiare. Proprio vero? Una volta sì. Sì, Sì, come pane e banana. c'è la banana. Anche con la banana il pane è buono. Fi e pa. Fichi e pane. Lei consiglia fichi e pane? Certo, è buono. Lei va alla grande con pane e fichi o fichi e pane? Sì, vado bene. Oh, ci siamo accomodati perché le persone importanti vanno intervistate sedute. Come si chiama? Andreoli Ettore. Beh sì, non è che serviva pure il codice fiscale, bastava il nome. Codice fiscale Ettore. Ettore soltanto. Allora, Ettore, lei di Brescia? Brescia. Fic e pa, che bel mangià. Che bel mangiare, bravo. Fichi e pa. Cioè? Cioè? Lei lo raccomanda fic e pa per mangiare? Certo, come no? Dice che un dietologo se la piglierebbe male, magari se la prenderebbe male. Tolgono tanto bene. Che dico, fanno male i fichi. Però non li mangia lo stesso. Sì, mangia. Ma mangia lei? Buono? Certo che è buono. Lei va avanti a pane e fichi? No, a me mangi mia panifica, però è buono. Mi sbaglierò, ma sto signore nelle precedenti puntate io già l'ho visto. Come ci siamo visti? Con le pinne, Fucile ed occhiali quando il mare... e una tavola blu. E abbiamo chiacchierato e ci siamo molto divertiti. è a Reggio Calabria. Dimmi, a Reggio Calabria, tu hai fatto un'osservazione a un signore, le hai detto un indovinello. Fiche e pa, che bel mangià a Brescia. E a Reggio? A Reggio Calabria si dice in un altro modo. Come? Pane e è un bel mangiare. Fighe e pane, che bel mangiare. Ma che Salerno, ma lei è bresciano? No, alcune cose sì, ma adesso... Ma è proprio un bel mangiare, fichi e pane? Beh sì, effettivamente sì. I tempi che corrono. Vabbè, ma i fighi costano molto. Una volta costavano poco, ma adesso costano pure quelli. Cercando di tradurre, attenzione, dall'italiano al dialetto, dal dialetto al romanesco e dal romanesco di nuovo all'italiano per poi passare in giapponese al fiche pa, che bel mangià. Ce la possiamo fare? Ci proviamo. Ichijiku to pan wa sugoi oishii in desu. E che mi risponde sto qua? Era una domanda? Che vuol dire? Deve dire che vuol dire. どういう意味ですか? Ichijiku to pan wa oishii in desu yo ってどういう意味ですか? フルーツが美味しいって意味だよね。 Che la frutta è buona. Giusto, bravo il giapponese. Fico e pane, fichi e pane, buon mangiare. Mi piacciono i fichi? Sì, buoni, quelli secchi. E lei con fiche e pane cena mangia o vorrebbe qualcosa in più? Ma no, se non c'è nient'altro mi accontento. Fiche e pa, che bel mangià, le bontà contadine di una volta. Ma anche oggi non sono male, Grazie, alla prossima, ciao. Centro anch'io.